Ciao ragazzi, Cortina d'Ampezzo non è soltanto natura, bellezza, buon cibo, ambiente, shopping, è anche Tarkashi. E io l'ho scoperto andando qui dentro da Ingrid. Ingrid, ma quanta pazienza ci vuole per il Tarkashi? Un pochino sì. Per fare una cornice, ad esempio, come quella che stai facendo? Pazienza o tempo? Tempo. Tempo ci vorranno 5 ore. Ma che cos'è esattamente il Tarkashi? A Cortina dicevano che era l'arte di batter dentro, cioè infilare un filetto di argento, di rame o di quel che sia nell'incisione che viene fatta nel legno, partendo da un disegno. È un impreziosimento del legno comunque, Certo. no? È una sorta di intarsio. Sì? Ma perché il Tarkashi si è così radicato a Cortina d'Ampezzo? Le ragioni sono storiche, ma una soprattutto merita di essere considerata. Questa è sempre stata terra di grandi abilità artigianali e quindi nelle fattorie, nei masi, nelle case si è sviluppata questa propensione all'arte che tra l'altro è stata stimolata e incentivata anche e soprattutto durante il periodo austro-ungarico, perché questa era terra austriaca. E l'abilità degli artigiani ha fatto sì che il Tarkashi venisse adottato in diverse botteghe. Ce n'erano più di una a Cortina, che potevano dare lavoro anche a 10 e più persone. E come mai adesso non c'è più niente? Perché l'ora adesso costa troppo. Un prodotto come quelli che facevano una volta dovrebbe essere venduto a un prezzo che non sta più in piedi. E tu perché continui? Perché ti piace quest'arte? Perché mi affascina, mi dispiace che vada tutto perso, non arriverò mai a livelli di quello che facevano una volta, però lo stesso mi piace poter portare avanti questa tradizione. C'è anche dell'orgoglio cortinese in questo. Ma penso di sì. Uno non lo fa per soldi questo mestiere, scommetto. No, decisamente no, perché se dovessi fare il conto delle ore che ci si mette a fare un oggetto, non sarebbe assolutamente commerciale. Quindi qui si tratta di tramandare una tradizione? Sì, di tramandare una tradizione e sperare che non venga, cioè che non arrivino magari il cinese di turno, dico io, a rovinare questa tradizione. Non sono in molti a Cortina a portare avanti ancora questa tradizione che poi è soprattutto una cultura. Ingrid è una delle pochissime, ma anche per lei non è stato facile impararlo questo mestiere. Perché? Perché c'è una sorta di ritrosia nel tramandare i segreti che lei è riuscita a carpire da uno degli ultimi maestri e quindi anche grazie a lei questa tradizione ha ancora una speranza di essere portata avanti. Ti disegni tu le fantasie? Sì, scelgo io il disegno e poi lo riproduco sulle cornici, sulle scatole, sui ciondoli, collane, orecchini, quel che sia. Addirittura una volta che erano in tanti a fare il Tarkashi, c'era, non dico un regolamento, però ognuno aveva il suo tipo di disegno, uno non poteva copiare il ricciolo, il decoro che faceva un altro, cioè erano abbastanza gelosi della propria particolarità. Ingrid, sai cos'è che invidio di te? Dimmi. La pazienza, perché mi sa che ne vuol tanta qua. Chiedeva mio marito. Però la soddisfazione c'è, Tanta, sì. tanta. Tanta soddisfazione. Ragazzi, se avete tempo e voglia, entrate nella bottega di Ingrid. Entrerete in un altro mondo, vi rilasserete e soprattutto lo farete guardando lei che lavora. È sempre bello guardare chi lavora. Grazie davvero Ingrid e complimenti per la tua arte. Grazie a te. Ciao ragazzi, continuiamo a stare a Cortina, ne vedrete ancora delle belle. Ciao! Ciao.